Un inquietante atto vandalico e intimidatorio è stato compiuto qualche sera fa nei confronti della sede della Lega in Calle Scopici a Chioggia. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso e si sono introdotti nelle due sale, aprendo i cassetti e gli armadi, rovistando tra gli oggetti i registri e firmando sul muro con una scritta simbolica riconducibile all'anarchia. La scoperta ieri sera, quando i militanti si sono incontrati in loco per una riunione del direttivo. Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato con il commissario Gagliardi e hanno coinvolto anche la Polizia Scientifica per i rilievi digitali. Ancora discariche a cielo aperto scoperte lungo l'argine dell'Adige. 50 metri dopo l'acquedotto, in direzione della foce, nuovi depositi di ogni genere merceologico. Sacchi delle immondizie che contengono rifiuti alimentari, bevande, scarti di mobili, calcinacci, soprattutto materiali riconducibili all'attività meccanica, dal quale si riesce anche ad esumere, attraverso documenti, i probabili trasportatori o autori del rilascio. Come accaduto lo scorso febbraio, è intenzione di Chioggia Azzurra comunicare il rinvenimento agli ispettori ambientali di Veritas, nonché sporgere denuncia alle forze dell'ordine per inquinamento ambientale. Nel frattempo Veritas sta agendo contro chi ha trasformato l'ex cava di sabbia, sempre lungo l'Adige, nel ricettacolo di mobili, sacchi, pneumatici, contenitori di plastica e rifiuti di ogni tipo. Le sanzioni superano i 200 euro e a queste si aggiunge l'addebito dei costi di ripristino ambientale, di pulizia, trasporto e smaltimento del materiale raccolto. Per segnalare eventuali depositi e fornire indicazioni utili all'identificazione dei trasgressori, i cittadini possono contattare il numero verde 800 466 466. Veritas ricorda che i rifiuti e i materiali ingombranti non devono mai essere abbandonati in strada o attorno ai cassonetti, ma conferiti all'ecocentro di Val d'Ario, in via Maestri del Lavoro a Borgo San Giovanni, aperto dal lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 12. Inoltre è possibile usufruire del servizio di ritiro a domicilio, secondo appuntamento, gratuito per chi è in regola con il pagamento degli altari. È sufficiente telefonare al numero verde 800 811 333 dal lunedì al giovedì con orario 8:30-17, mentre di venerdì il servizio funziona dalle ore 8:30 alle 13:30. Allarme nel territorio di Chioggia per la presenza di due donne fortemente sospettate di aver svaligiato alcuni appartamenti, aprendo i portoni blindati con il sistema della cosiddetta chiave bulgara, ovvero uno strumento che permette di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a doppia mappa senza avere la chiave originale e senza smontare la serratura della porta blindata. Negli androni dei palazzi in città sono stati diffusi dei volantini che descrivono le due presunte malviventi, sicuramente straniere. Carnagione olivastra, statura media, costituzione magra, bella presenza e vestite con cura, capelli neri, lunghi e mossi. Secondo le indicazioni, queste due persone si muovono con sicurezza e paiono conoscere bene l'ambiente. L'avvertenza è evitare di aprire la porta del condominio senza prima accertarsi di chi abbia suonato i campanelli e di non lasciarla mai comunque aperta quando si esce. Un giovane, un uomo di 36 anni a nome di Johnny Penso è morto ieri sera per un malore mentre stava guardando la partita di calcio in TV nella sua casa di Sottomarina. Lascia sgomento il fatto che l'uomo, sposato con un figlio di 14 anni, abbia perso la vita con la stessa dinamica che 8 anni fa l'aveva privato del padre Renzo, deceduto per infarto mentre faceva jogging lungo una riva. Si attengono comunque i risultati dell'autopsia per avere più chiare le circostanze dell'accaduto. Johnny Penso, che faceva il pescatore, lascia anche la mamma e una sorella. Dopo la BMW, un altro prestigioso marchio automobilistico sceglie la Laguna Sud quale scenario di un proprio spot promozionale. Si tratta della McLaren, nota soprattutto per le corse di Formula 1 grazie ai successi dell'indimenticabile Ayrton Senna, ma che produce anche una linea di veicoli sportivi dal design avveniristico, commercializzati soprattutto in Gran Bretagna.
È inglese infatti la targa della bellissima vettura argentata che ieri pomeriggio, all'insaputa generale, ha percorso qualche metro lungo la riva dell'Usenzo, nei pressi di Campocannoni e Sottomarina. La modella alla guida del mezzo reclamizza i 700 cavalli sullo sfondo di Chioggia vista da Sottomarina. Alle riprese hanno assistito anche alcuni agenti della polizia locale. Non è ancora dato conoscere gli sviluppi televisivi dello spot, che sta coinvolgendo anche Adria, ma sicuramente è destinato al pubblico italiano. Alcuni operai stavano lavorando a una guaina sul terrazzo di un'abitazione tra Viale Veneto e Piazza Italia a Sottomarina, quando, attorno alle 18 di ieri, sono divampate le fiamme. A spegnerle sono accorsi ben 3 camion dei vigili del fuoco, oltre agli agenti di polizia locale, per regolare il traffico nella zona centrale di Sottomarina. Il fumo sprigionato dal rogo era visibile anche dal centro storico di Chioggia. Tuttavia l'intervento assai veloce dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni a cose o persone. Non c'erano comunque presagi che lasciassero intendere l'ineluttabilità di un incidente. La scintilla è scoppiata all'improvviso in un tetto costruito 80 anni fa e in via di rifacimento. Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, buon pomeriggio a tutti e bentornati con una piccola anticipazione sul maltempo di oggi pomeriggio sera. La perturbazione sta interessando in questo momento la parte centrale del pianura padana e si sviluppa dalla Liguria, Toscana, fin verso le regioni alpine e anche l'Austria. È in lento ma progressivo movimento da ovest verso est e dovrebbe impattare la nostra regione tra il pomeriggio e sera. Quindi ci aspettiamo ovviamente un rinforzo del vento di scirocco che toccherà anche 35 nodi proprio in concomitanza della fase precipitativa che sembra attestarsi in questo momento tra le 5 e 5 e mezzo del pomeriggio fin verso le 22-23 di oggi pomeriggio. Il maltempo ovviamente sarà molto più forte nella fascia pedemontana e centrale padana proprio perché i venti tendono a spingere il corpo nuvoloso naturalmente da sud verso nord e quindi impatta tranquillamente sulle montagne e lì scarica ovviamente la fase più forte precipitativa. Abbondanti nevicate sono segnalate e naturalmente stanno interessando buona parte dell'arco alpino a quote veramente interessanti. Pensate che in Piemonte sta nevicando a 250 metri, quindi ovviamente c'è da aspettarsi anche un rientro di aria molto più fredda dopo il passaggio perturbato. Una parola a parte spetta anche il picco di marea che viene previsto questa sera intorno alle 23:30 con circa 120 cm sul medio mare per quanto riguarda Venezia. È lecito aspettarsi qualcosa di meno a Chioggia proprio perché il vento dominante è lo scirocco. Quindi dopodiché molto velocemente ci sarà un miglioramento perché le correnti ruoteranno a nord-ovest e quindi libererà il campo appunto dalla nuvosità. Ancora domani mattina dovremo trovare qualche piovasco molto veloce ma poi subito rasserenamenti. Ci sentiamo domani.